io faccio sindaco e tutte le mattine ho il dovere di andare a vedere i cantieri e voglio vedere lo stato di avanzamento lavori e faccio pressioni sulle ditte. Se questo è motivo di essere indagato, come è successo per la vicenda della curva del Padova, ragazzi, ma a questo punto mi autodenuncio perché io devo finire i lavori, è quello che vuole la gente e devo seguire le imprese. Cioè, non posso continuare, non possiamo stare in ufficio. Il sostegno arriva anche da amministratori locali di colore politico diverso. Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana, è tra i primi a comprendere il sindaco di Padova, Sergio Giordani, indagato per presunte pressioni per finire in tempo i lavori della curva sud dello stadio Euganeo. Intanto il primo cittadino ha inviato una nota urgente al presidente del Consiglio Comunale, Antonio Foresta, chiedendo di convocare l'assemblea per fare le sue comunicazioni, ma anche per sentire il pensiero di tutti i consiglieri e le consigliere. È giusto e doveroso che io parli al Consiglio, lo farò nella massima serenità e nella convinzione di aver operato nell'interesse pubblico e nel rispetto delle norme, ha detto il primo cittadino. Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sull'inchiesta. Giordani e Bonavina sarebbero stati intercettati dagli uomini della Guardia di Finanza già a partire dallo scorso marzo e proprio a quel periodo fanno riferimento le frasi che hanno fatto scattare l'accusa nei loro confronti. Il sindaco, molto arrabbiato perché i tempi di realizzazione della curva sud si stavano allungando, sollecita in modo forte i funzionari dicendo: fate in modo che io veda la gente là. Le elezioni amministrative sono alle porte, si vota a giugno e il primo cittadino teme di disattendere le promesse fatte alla città e soprattutto ai tifosi di veder completata la nuova parte dello stadio e quindi di non venire riconfermato. Giordani però vince a mani basse con il 58% dei consensi, senza che la curva sud fosse completata a maggio.